Buongiorno, benvenuti e ben svegliati. Questa mattina parliamo di un premio che non è solo un premio letterario, un premio culturale, ma anche una notevole valenza etica. È un premio che si rifà alla figura di un giornalista, ma non solo giornalista, un giornalista del Gazzettino, Paolo Rizzi. È un premio che è giunto alla 13ª edizione e qui con me per parlare di questa iniziativa culturale che, come vi dicevo, ha un risvolto che esula anche gli ambiti puramente culturali. Ho il presidente della giuria che è un collega, Vittorio Pierobon, un collega del Gazzettino. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Paolo Rizzi, una figura, un giornalista del Gazzettino, per inquadrarlo, chiedo a te direttamente, proprio per anche capire poi quella che è la dinamica del premio e l'obiettivo del premio, l'essenza del premio. Beh, Paolo Rizzi è stato un giornalista che ha fatto l'intera carriera al Gazzettino. Lui ha lavorato in vari settori, ma in particolare è stato un grande capo della redazione di Venezia, che è la più importante del giornale, e anche uno stimatissimo critico d'arte, quindi sostanzialmente quello che si dice in gergo una firma del giornale. Il suo era un giornalismo ovviamente legato alla sua epoca, un giornalismo bello, buono, positivo e costruttivo. E il premio ha cercato, nel ricordare Paolo, ha cercato proprio questo, di portare alla luce il buon giornalismo e anche, allargandosi nel tempo il premio, anche figure di non giornalisti, ma di personaggi di altri settori culturali o della società o dell'ambiente, che però in qualche modo, con il loro lavoro, con il loro impegno, aiutano a capire qualcosa in più della nostra società, che è quello che poi anche noi giornalisti dovremmo fare. Dovrebbe essere questa l'essenza del giornalismo. Bravissima, dovremmo raccontare e dovremmo aiutare la gente a capire. Ci proviamo, tante volte ci riusciamo anche, diciamo. Sì, anche con l'umiltà che secondo me dovrebbe un po' più caratterizzarci, di non avere la presunzione di ritenere che la verità che scopriamo, che interpretiamo noi di un fatto, sia la verità assoluta, quindi l'umiltà di ricercare, l'umiltà di indagare, perché poi il giornalista indaga, non arriva a non deve dimostrare delle tesi precostituite, ma attraverso l'analisi arrivare ad una tesi. Assolutamente, il giornalista deve basarsi sui fatti, deve raccontare i fatti e attraverso i fatti arrivare anche a qualche conclusione. In questi giorni anche tu ti sei occupata purtroppo della tragedia del pullman caduto da Cavalcavia, e la prima cosa che hanno fatto i giornalisti hanno raccolto i fatti, hanno cercato di capire perché, come mai, cosa è successo, il guardrail. Da qui poi si arriva anche a delle conclusioni, ma alla fine poi non è il nostro compito principale arrivare alle conclusioni. Noi contribuiamo a fare luce ed è quello che noi cerchiamo dai nostri premiati. Però non tutti abbiamo questa attenzione, perché purtroppo spesso cadiamo nell'errore, anche nella lusinga, che per dare la notizia che fa scalpore, che colpisce, che mi verrebbe da dire acchiappa like, magari cerchiamo di mettere il riflettore su un aspetto che è quello che può essere più spettacolare piuttosto che un altro aspetto, e questo era qualcosa che già esisteva ai tempi di Paolo Rizzi o è frutto semplicemente della tecnologia? La tecnologia lo ha amplificato perché insomma, la spettacolarizzazione dell'informazione o la drammatizzazione dell'informazione sono dei rischi molto, molto plausibili, molto dietro l'angolo per questa professione. Sì. Io credo che il rischio in qualche modo ci sia sempre stato, perché anche quando ho cominciato io c'era sempre la tentazione di fare, come si dice in gergo, montare una notizia, cioè cercare l'aspetto più eclatante di tutta la notizia, perché colpisce di più. Questo non va tanto bene, cioè va fatto in giusta dose. Oggi la tecnologia consente di fare molto di più, per esempio rispetto al giornalismo di Paolo Rizzi ci sono le immagini, con Rizzi al massimo c'erano qualche fotografia che si facevano a distanza di tempo, perché ora che arrivavi sul luogo dove era accaduto il fatto passava del tempo. Adesso
tutti sono giornalisti, tutti hanno il telefonino, scattano foto, fanno video e quindi c'è un profluvio di immagini. Però c'è l'intermediazione che fa parte della professionalità. Esattamente, esattamente. Non è che ci si inventa questa professione, ci sono delle regole, assolutamente. si studia, certo. l'intermediazione che non vuol dire ti presento la realtà come la ritengo io, ma ci sono dei processi tali per cui è come un oggetto che lo devi vedere da tutti i lati, perché a seconda del lato da cui lo osservi può cambiare colore. Assolutamente è vero. Difatti il giornalista in questo senso dà delle garanzie perché ha una sua professionalità, è iscritto a un ordine professionale, risponde alla legge, però al giorno d'oggi a volte è anche difficile distinguere, soprattutto nei social, in internet, se la fonte della notizia è giornalistica, se l'elaborazione della notizia è giornalistica o se invece è frutto di un collage di altre cose. Questo è il limite del progresso che però ha anche tanti lati positivi, perché sapere le cose in tempo quasi reale è meglio che saperle il giorno dopo. Entrando in medias res del premio Rizzi, tu sei il presidente, come sono avvenute le selezioni quest'anno, la consegna del premio, insomma ci dici un po' come è strutturato e su che base sono stati selezionati i concorrenti? Ma il premio è un premio diviso in 3 sezioni, c'è una sezione puramente giornalistica, una invece che chiamiamo arte e cultura e una società e ambiente, che sono 3 temi che erano molto cari anche a Paolo Rizzi. E come dicevo prima sono anche 3 temi strettamente legati anche all'informazione e all'attualità, perché il premio, pur non premiando solo giornalisti, cerca sempre di portare alla ribalta figure che siano legate alla stretta attualità. Infatti anche quest'anno i 3 premiati sono premiati molto connessi con gli accadimenti attuali. Nel giornalismo è stato scelto dalla giuria Lucio Caracciolo. Lucio Caracciolo, direttore di Limes, grande esperto di geopolitica, e la scelta è ovviamente, la giuria si è riunita a giugno, la scelta è ovviamente legata alla guerra. Che non presagendo che ce n'era, adesso c'è un altro fronte che si manifesta. Quando abbiamo scelto Caracciolo si pensava di parlare del conflitto in Ucraina. Adesso invece le guerre sono diventate, le guerre sono molte, ma quelle più vicine a noi, più vicine a noi, grazie, sono 2, c'è anche questa scatenata da Hamas. E quindi a maggior ragione devo dire che la scelta di Caracciolo può essere molto utile. Come l'altro premiato nella sezione invece ambiente e società è Emergency. Il premio verrà consegnato alla Presidente Rossella Miccio. Però ovviamente questo si lega alla situazione attuale, parliamo di emergenze di immigrazione, parliamo di guerre che ci sono in Africa e in Asia che provocano poi gli esodi, l'accoglienza, quindi anche questa grande attualità e lo facciamo con un personaggio, più che personaggio, con una organizzazione che ha in questo campo una grande autorevolezza. Il terzo invece per fortuna è un po' più leggero, perché sennò dice parlate solo di disgrazie al premio Rizzi. Beh, ma credo che indagare la contemporaneità sia qualcosa che deve interessare tutti in adeguata misura, certo, e che non si può prescindere, perché per parlare di arte non si può parlare di quello che succede, anche perché l'arte spesso è stato uno strumento, un veicolo, no, di comunicazione dei fatti di attualità, cioè al di là del gesto estetico, al di là del quid artistico, l'arte nasce con dei significati potenti e forse sono quei significati potenti che danno quella materia che poi valorizza la forma. Bravissima, mi hai dato uno spunto quando farò il discorso al premio Rizzi. No, scherzi a parte, sì, è esattamente questo, l'arte non vista come fine a se stesso ma inserita nel contesto della società. Abbiamo deciso di dare il premio a un altro grande esperto del settore, a Salvatore Settis, che è un grande archeologo, critico d'arte, che con i suoi scritti e con i suoi libri ha anche aiutato a capire un po' meglio l'arte, perché poi l'arte va capita e non tutti sono in grado di comprendere il linguaggio dell'arte. Settis è uno che in questo senso fa luce, aiuta, per cui noi cerchiamo, sempre nello spirito giornalistico, di trovare persone che ci facciano capire un po' di più. Poi tra l'altro saremo a Venezia, saremo
nella Scuola Grande di San Rocco, fantastica sede, ed è chiaro che parlare di arte a Venezia significa parlare proprio dentro l'arte e soprattutto poi affrontare anche problemi connessi all'arte, perché l'arte significa anche turismo, significa anche visitatori e a Venezia significa salvaguardia, significa gestione dei flussi, quindi non è soltanto il quadro appeso alla parete, è molto di più anche l'arte e la cultura. Avete selezionato, un po' hai spiegato questi personaggi anche emergency come realtà che riceveranno il premio che è stato assegnato il 13 ottobre, se non sbaglio, sì, nella Scuola Grande di San Rocco, e sarà anche l'occasione per fare delle riflessioni sui temi scelti. Tu hai introdotto questo tema caldo, no, per Venezia, quello degli afflussi turistici. Credo che tu ne abbia scritto lunga pezza nel corso della tua carriera. Ne approfitto, insomma, della tua presenza. C'è questa sperimentazione in programma a gennaio 2024, che inizia a gennaio 2024, concentrata per lo più in primavera. certo. Che cosa ne pensi? Ma io faccio una premessa che qualcosa si debba fare, perché è evidente che ormai l'afflusso, io direi quasi l'invasione turistica che subisce Venezia è ai limiti del collasso, quindi qualcosa va fatto. Non sono in grado di dire se questa soluzione adottata dalla Giunta sia quella ottimale, ma sicuramente è un esperimento importante, un esperimento che potrà farci capire, perché è chiaro, ormai non soltanto a Venezia, si va verso una gestione del turismo, verso una pianificazione, una programmazione. Uno deve già sapere, vado a Venezia il giorno X, posso andare a Palazzo Ducale alle 10, a mezzogiorno vado in Basilica. Cioè, anche con lo stesso vantaggio per il turista che ha modo di godersi, perché altrimenti diventa un tour de force più che una visita culturale. E questo giustamente, oltre che a Venezia, credo che lo si può notare in tantissime realtà, perché anche basta frequentare la domenica i nostri borghi. Anche questi sono presi d'assalto, perché c'è molto movimento, se vogliamo, pendolare, chiamiamolo così, e quindi è necessario, anche per mantenere, a mio avviso, intatta la bellezza poi di certi spazi, che altrimenti, come dicevi tu, vengono invasi. Anche per la fruibilità, perché se vanno, io sono stato recentemente a vedere al Louvre, ho visto la Gioconda, non l'ho vista la Gioconda, ci sono passato davanti. Perché non c'è l'entrata a prenotazione al Louvre? Sì, ci sono entrate, ma dopo quando sei nel circuito dei visitatori, entri nella sala. E puoi stare lì anche tutta la giornata volendo? No, c'è un circuito, devi passare. Ah, ecco, proprio ti mandano a passi lunghi e ben distesi. Assolutamente, i musei, ormai i grandi musei sono come delle piazze super affollati. Bello, vuol dire che c'è interesse, vuol dire che la gente sta crescendo anche su questo piano. Ed è giusto anche che tutti possano accedere al bello, che non sia qualcosa di esclusivo. Questo vale anche per Venezia contingentata, non deve essere una questione di censo, di soldi, no, ma deve essere per tutti. Di alternarsi, come è giusto che sia. Paolo Rizzi, come vedrebbe oggi il mondo, l'Italia e Venezia? Guarda, io ricordo che quando lavoravo con lui in cronaca, fine anni 70, 78-79, lui era il capocronista, lui ha coniato per Venezia una definizione che poi nel tempo è diventata di uso comune e anche poi esportata in altre situazioni. Casba. Lui diceva che Venezia si stava riducendo a una casba. Ecco, credo che se lui vedesse Venezia adesso parlerebbe di inferno, perché se era casba quella degli anni '80, diciamo che effettivamente c'era una crescita turistica, ma rispetto ad adesso era ben altra cosa, oggi penso che Paolo resterebbe esterrefatto. Per l'Italia invece che visione avrebbe? Lui era un amante del bello, un amante dell'ordine, della pulizia, quindi anche qui qualcosa non gli andrebbe proprio a genio, perché l'Italia, che è bellissima, che offre tantissimo, però c'è anche confusione, c'è tanti problemi che è difficile poi chiarire e nucleare, perché il fatto che, tornando al turismo, il fatto che adesso si viaggi molto di più, che ci si muova molto di più, è positivo, perché anche muove l'economia, ma crea una serie di problemi che non è soltanto l'intasamento, ma può essere anche lo sporco, può essere anche l'inquinamento. Sì, tutto quello che ne consegue. Tutto quello che ne consegue. Quindi penso che per Paolo Rizzi ci sarebbe molto da scrivere in questi tempi.
Bene, io ti ringrazio Vittorio, lasciamo lo spazio sempre per continuare a parlare del premio Paolo Rizzi che sarà consegnato, lo ricordiamo, il 13 ottobre nella Scuola Grande di San Rocco con Pier Giorgio Baroldi, che è il presidente dell'Associazione Culturale Paolo Rizzi, ente del terzo settore. Qui andiamo a approfondire quell'aspetto che si diceva sin dall'inizio: giornalismo sì, arte sì, cultura sì, ma sempre con una visione etica ed una finalità etica. Torniamo tra pochissimo. Perfetto. Proprio folli, sono folli. Sì, Sì, e ogni guerra non fa altro che rinverdire, non fa altro che cioè, se c'è un tentativo di pacificazione con le nuove generazioni, è anche umano che se mi ammazzano, mi decapitano come mio fai a figlio, non avere- mi viene voglia di ucciderti. Penso che sia È legittimo. una reazione inevitabile. Quindi sono meccanismi proprio fatti apposta per ogni volta che c'è un tentativo di trovare per ritornare a A ricominciare. sì, cadere nel baratro. La storia non insegna nulla.